Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina serve qualcuno che avvisi il Corriere della Sera, il principale giornale italiano, che i galantuomini di Hezbollah non sono miliziani, sono terroristi. E sì, perché ieri è stato il giorno della grande operazione inedita, mai vista, diciamo firmata da Israele, un'operazione studiata dal Mossad, come confermò oggi il New York Times, che consiste nell'esplosione di queste centinaia di cercapersone che erano in possesso di membri appunto di Hezbollah, che usavano i cercapersone e non i cellulari moderni, perché appunto li reputavano meno rintracciabili da Israele. In questo caso però le ricostruzioni più attendibili dicono che questa partita di cercapersone, prima di essere venduti in Libano, all'interno di questa partita sarebbe stato inserito una piccola quantità di esplosivo che poi sarebbe stata attivata a distanza, e sono stati feriti e uccisi decine di membri di Hezbollah. Un'operazione appunto senza precedenti, che da un lato sicuramente incrementa la tensione in Medio Oriente, ma conferma ulteriormente la capacità israeliana di colpire i propri nemici. E il Corriere oggi titola appunto: scoppiano migliaia di cercapersone, strage di miliziani. E no, scusate, però, che cos'è Hezbollah? Perché miliziani sembrano, no, dei guerriglieri con una sorta di alone anche romantico che combattono per una qualche causa giusta o terzomondista che sia. Allora, Hezbollah, che letteralmente vuol dire partito di Dio, quindi partito di Allah, è a tutti gli effetti una creazione iraniana. È nata nel 1982 come propaggine del regime islamista teocratico totalitario degli ayatollah iraniani, alle sue radici proprio ideologiche, nella versione politica fondamentalista, millenarista dello scismo, diciamo teorizzata dall'ayatollah Khomeini. È nata anche praticamente grazie a finanziamenti iraniani e col fine ideologico e terrorista appunto di esportare la rivoluzione islamica violenta degli ayatollah in Medio Oriente e potenzialmente nel mondo. Questa è la genesi di Hezbollah, una genesi che ovviamente è anzitutto anti-israeliana, perché il nemico principale sul terreno del Medio Oriente per qualunque terrorista islamista è l'unica democrazia del Medio Oriente medesimo. Hezbollah si è sempre riferita a Israele come entità sionista costituita sulle terre strappate ai palestinesi. È una rilettura perlomeno, diciamo, lievemente parziale della storia, ma poi è un gruppo terrorista per il motivo più dirimente e definitivo, perché ha compiuto attentati. Il primo fu organizzato nel novembre 82 nel quartier generale di Tiro dell'esercito israeliano, dove un'autobomba causò la morte di 91 persone. Nell'83 fece un duplice attentato con camion bomba alla forza di pace internazionale a Beirut. Morirono anche 241 marine statunitensi e 56 parà francesi della legione. Via via ne ha compiuto altre imprese del genere negli anni. Ricordiamo, solo perché clamorosi, il dirottamento del volo 847 Atene-Roma nell'85, cioè il dirottamento di un aereo civile, e il clamoroso attentato del 2012 a Burgas in Bulgaria, dove morirono parecchi cittadini israeliani. Nella quotidianità infernale del Medio Oriente, Hezbollah poi quotidianamente fa partire razzi, missili, spara, bombarda i civili israeliani che vivono nel nord Israele, tant'è che dal 7 ottobre alcuni sono stati evacuati, perché oltre alla minaccia a sud di Hamas, che abbiamo visto cosa è stata in grado di fare, sempre grazie al supporto dell'Iran, i civili che vivevano nel nord erano pesantemente minacciati con attacchi quotidiani
da Hezbollah. Questo è Hezbollah, una creatura del regime islamista iraniano che ha la stessa ideologia islamica apocalittica, che vuole esportare la rivoluzione islamica, che vuole cancellare Israele. Allora, scusate, colleghi del Corrierone, non è una strage di miliziani, al massimo è una strage di terroristi, perché i galantuomini di Hezbollah sono dei terroristi. Se non ripristiniamo l'ovvietà fattuale e terminologica, continuiamo a occultare la vera mappa del Medio Oriente, che è intricatissima ma anche molto semplice per un occidentale. L'unico atomo di libertà vero in Medio Oriente si chiama Israele. La principale minaccia alla stabilità del Medio Oriente oggi è il regime assassino di Teheran e le sue propaggini, Hamas, Houthi e Hezbollah in primis, che si dedicano quotidianamente ad attacchi terroristici. Questo non sarà il Medio Oriente che vi piace, ma è il Medio Oriente vero. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.